Oggi è il 16 di ottobre e la nostra scuola, il Liceo Classico Ospedalieri, è lieto di aver accolto i ragazzi ungheresi di Budapest, di una scuola atheneriana il cui nome non ricordo, perché siamo diventati insieme al loro partner il progetto Erasmus, di cui loro sono capofila. È un progetto basato sul vulcanismo e i nostri ragazzi si sono preparati esattamente come i ragazzi di Budapest. È un'esperienza che sicuramente sarà importante, sia da un punto di vista linguistico, perché ovviamente la lingua sarà utilizzato l'inglese, ma anche per le competenze in scienze naturali, perché i nostri ragazzi si sono preparati proprio sull'argomento. Ci saranno 2 giornate dedicate proprio allo studio del vulcanismo, andando proprio sul Monte Etna, visiteranno anche le Gole dell'Alcantara, la Riviera dei Ciclopi, e quindi 2 giornate molto intense, a parte quella di oggi, durante la quale i ragazzi si stanno conoscendo. Ci sarà un giro della città e un lavoro poi nel pomeriggio fatto con la creta, perché realizzeranno dei modellini di vulcani, e quindi è un momento di grande collaborazione e conoscenza dei nostri ragazzi con i ragazzi ungheresi, e sicuramente sarà un progetto validissimo e una grande esperienza per entrambe le sorelle.